Siamo stanche di morire. In 300 in piazza Belluno per dar voce a tutte le Giulie. Forte risposta all'appello delle associazioni contro la violenza di genere. L'amore non è possesso, serve una rivoluzione culturale. Ieri anche Belluno si è mobilitata e scese in campo per rendere omaggio a Giulia Cecchettin, la giovane di 22 anni che è stata uccisa dal suo ex fidanzato ancora nei giorni scorsi, una terribile vicenda che ha scosso l'intero Veneto e l'intera nazione. Apriamo con questa notizia la rassegna stampa di oggi, lunedì 20 novembre. Siamo stufe di morire, ci vuole una rivoluzione culturale, l'amore non è violenza, non è possesso, non può essere dipendenza. In Piazza dei Martiri c'è tutta la rabbia per l'ennesimo femminicidio. Il giorno dopo il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, anche Belluno si è mobilitata per dire no alla violenza contro le donne. La rabbia per il vuoto lasciato da Giulia e dalle altre 104 donne uccise in questo 2023. La rabbia che dà la forza per continuare a dare voce a chi è stata zittita. Affinché, riprendendo una poesia, se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. A chiamare a raccolta oltre 300 persone ieri mattina in Piazza dei Martiri, non una di meno, Comitato Ciao, Belluno Donne, Associazione Daphne, Casa dei Beni Comuni. Non se ne può più del fidanzatino, il gigante buono, ha perso il controllo, l'essere cercata. La radice del femminicidio è nella cultura patriarcale. Per estirparla serve una rivoluzione culturale. Perché lui amava troppo, era un bravo ragazzo, lei non doveva andare a quell'ultimo appuntamento, è cultura del possesso, dice chi si alterna al microfono. E l'amore non è violenza, non è possesso, non può essere dipendenza. Se un uomo dice sei mia, bisogna fuggire subito, perché non basta dire di essere stanche, dovremmo dire che siamo arrabbiate. A seguire tante le persone che hanno voluto portare la voce, tante donne, ma anche alcuni dei non pochi uomini presenti a manifestare il loro fianco. Si riflette su come Giulia era una ragazza della mia età con sogni e speranze, non dobbiamo sentirci privilegiate per essere ancora vive, è ora di dire basta. Un'installazione artistica mentre rose rosse e candele popolano lo striscione, se toccano una rispondiamo tutte e tutti, che raffigura su cartelle mediche donne sfregiate dall'agito, maltrattate, messe in vetrina, ma prima e poi distrutte. Come detto però ci sono anche uomini sulla stessa barricata. Non ce l'ho fatta stare zitto, mi sento in colpa perché faccio parte di questa categoria che porta avanti questa violenza. Un altro uomo sottolinea la necessità di segnare ai maschi i no dai quali va il rispetto della persona. Una dignità tolta ogni 72 ore quando una donna viene uccisa. A scriverne è Ivan Ferigo. E poi anche oggi tutto il primo sfoglio del Corriere delle Alpi è dedicato al terribile caso di Giulia Cecchettin. Filippo Incella, come avrete visto da ieri, ne parlano tutti i social, ne parlano tutti i telegiornali. Filippo Incella presto in Italia. Arrestato a Lipsia, era rimasto senza carburante e aveva fermato l'auto nella corsia d'emergenza dell'autostrada. La ricostruzione della fuga è durata 8 giorni dopo aver ucciso l'ex fidanzata. Lo studente ha accettato l'estradizione e si indaga sulla premeditazione. Appunto è stato fermato e la fiaccolata ieri pomeriggio a Vigonovo, nel comune di Giulia, con Gino ed Elena Cecchettin, 4.000 persone, tra cui anche i genitori di Filippo. E c'è la ricostruzione della fuga finita di Filippo Turetta, l'auto resta senza benzina, Filippo è stato arrestato a Lipsia, la grande punto fermo in corsia d'emergenza con i fari spenti sull'autostrada 9 nei pressi di Bad Dürrenberg. Filippo Turetta è stato bloccato sabato alle 22 dalla polizia stradale tedesca dopo il vagabondaggio di 8 giorni. E il ministro Tajani ha assicurato che l'estradizione avverrà in sole 48 ore. Ricordiamo l'aggressione a colpi di calci e pugni nella zona industriale di Fossopo e le coltellate, il corpo caricato nel bagagliaio, il ricercato numero 1 ha percorso autostrade senza caselli, così si è reso invisibile e in Austria pare abbia dormito per giorni. E c'è poi la ricostruzione di tutto il percorso della fuga di Filippo con gli orari e con le varie tappe. 20 coltellate, prima le botte, poi i capelli strappati, un titolo che fa male al cuore, che lascia veramente sgomenti. La ragazza ha tentato di difendersi con disperazione, la conferma dei numerosi tagli che ha sulle mani e c'è anche l'ipotesi pianificazione, qua vengono elencati i pro e i contro. Su Google il ragazzo aveva cercato kit per l'alta quota, aveva scaricato mappe itinerari del Tirolo,
Si era portato dietro parecchi soldi in contanti, aveva con sé un coltello con cui ha colpito Giulia più volte, ha occultato il corpo in un luogo isolato. Possono essere, ci sono poi le controdeduzioni, chi dice che la pianificazione potrebbe non esserci stata, possono essere ricerche slegate dai fatti, quelle che aveva fatto su Google, il fatto che avesse tanti contatti di per sé non dimostra nulla, insomma è tutto da verificare, anche se ovviamente tanti indizi portano a pensare che ci fosse appunto la premeditazione. Le ipotesi di reato, omicidio premeditato oppure no, i coltelli, il nastro e le ricerche online, si legge ancora in un titolo. Una generazione senza i no, Turetta non si è mai reso conto di essere stato lasciato davvero. A parlare il criminologo forense Gianni Spolletti, in tutti tratti di narcisismo patologico, dice appunto il criminologo che fa questa riflessione. E poi ieri la fiaccolata silenziosa in ricordo di Giulia, anche i genitori di Filippo hanno partecipato, c'erano 4.000 persone a Vigonovo, il corteo con una trentina di sindaci, gli amici della parrocchia e dell'università e tantissime persone arrivate da mezzo Veneto. E intanto le testimonianze di affetto davanti alla casa della giovane, gigli, tulipani, gerbere e decine di peluche davanti al cancello di casa. Il papagino e la sorella Elena: non deve più succedere, hanno promesso il loro impegno civico e l'appello alle ragazze e alle donne per evitare in futuro altri femminicidi. Confidatevi con qualcuno di cui avete fiducia, solo così avrete salva la vita. E poi c'è un'intervista al papà di Filippo che ha detto avrei preferito che fosse finita anche per lui in modo diverso. Pagherà per quello che ha fatto, voglia di riabbracciarlo, è dura, ma è mio figlio e devo dargli forza. Le dichiarazioni appunto del papà. E poi ci sono altre reazioni dopo l'arresto. Don Franco Marin doveva costituirsi, ora potrà pentirsi, la comunità è colpita nel profondo, lo sgomento di Torreglia. Il sindaco Mario Rigato annuncia che il 25 novembre ci sarà una fiaccolata per ricordare Giulia. E Valditara annuncia lezioni di educazione alle relazioni a scuola nel ricordo di Giulia. Parla appunto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Lutto regionale, giorno del funerale, Nordio, è necessario educare. La notizia è già stata data ieri, l'annuncio del presidente Zaia che chiede iniziative di sensibilizzazione. Bandiera mezzasta in tutto il Veneto nel giorno dei funerali di Giulia Cecchettin. A decretarlo è stato ieri il presidente della regione Luca Zaia, che ha anche invitato le singole amministrazioni locali ad attuare quante più iniziative possibile per sensibilizzare. E il ministro della giustizia Carlo Nordio ha detto che serve educare. Cambiamo argomento, ci spostiamo alle prime pagine di Belluno. A pagina 18 si parla di sanità, ULS, liste d'attesa in rapido calo, dal ben risultato dei nostri interventi. Rispettati i tempi per le urgenze e per le prestazioni brevi, i pazienti in attesa per la fascia D dimezzati in 2 mesi. L'articolo è di Francesco Dalmas. Sono 1.500 i bellunesi in lista d'attesa di prestazioni D, quelle a 30 giorni. Erano 4.467 nel maggio scorso, 2008 ad inizio novembre. Il taglio delle code dunque è già una realtà, anche se non viene ritenuto sufficiente da chi si trova appunto in coda e deve restare in attesa. Le prestazioni D come differite sono da eseguire entro 30 giorni ed entro 60 giorni per gli accertamenti specialistici. Per le urgenze e per la classe B, le prestazioni breve, quelle entro 10 giorni, stiamo puntualmente rispettando i tempi e questo ormai da settembre, assicura Giuseppe Dalben, direttore generale dell'US Dolomiti, con la nomina di commissario. Mentre per contro stiamo cominciando ad aggredire quelle P, le prestazioni programmate da eseguire senza priorità tra i 60 e i 90 giorni. Purtroppo una brutta notizia, l'incidente scivola sul sentiero e vola per 100 metri, escursione fatale per un medico di 75 anni. Elio Collodel era in Alpago con un amico, i due stavano affrontando il monte Antander sull'altavia numero 7. E c'è l'articolo di Irena Liprandi che appunto fa la cronaca dei fatti, un attimo di distrazione, un grido e poi un volo di circa 100 metri. È morto così il coneglianese Elio Collodel, 75 anni, medico dentista in pensione residente a Bagnolo. L'incidente è avvenuto ieri poco dopo l'ora di pranzo sul Cimon da Piai o Monte Antander nel territorio di Chiesa al Pago.
Colodel era salito in Alpago in mattinata con un amico per percorrere uno dei sentieri più classici della parte alta della conca, perché offre una vista spettacolare sulle vette dell'Alpago e sulle Dolomiti. Ho sentito un rumore, un grido, quando mi sono girato ho visto che stava rotolando giù, dice l'amico. Nemmeno lui sa come Colodel abbia perso l'equilibrio e sia quindi precipitato per un centinaio di metri. Non l'ha più visto, non rispondeva, ha subito chiamato il 118. Il percorso però è tutt'altro che banale, con oltre 1000 metri di dislivello da Pianformosa e un lungo tratto con pendio molto inclinato, un sentiero esposto e fondo instabile. Colodel e il suo compagno di escursione comunque erano allenati, conoscevano abbastanza bene la zona ed erano ben attrezzati per affrontare la giornata. L'equipaggio del SUEM di Pieve di Cadore è arrivato sul posto a 2000 metri di altitudine e, seguendo le coordinate, ha individuato il punto in cui si trovava il corpo di Elio Collodel, 100 metri circa sotto il sentiero che stava percorrendo con l'amico. L'elicottero del SUEM ha sbarcato con un verricello di 20 metri il tecnico di elisoccorso e il medico presente a bordo, che tuttavia ha solamente potuto constatare il decesso dell'uomo. E c'è un altro lutto, avevo 80 anni, mercoledì funerali ad Antole dove sarà sepolto, è morto padre Raimondo Somacal, missionario in Congo per tanti anni. Se n'è andato all'età di 80 anni il bellunese padre Raimondo Somacal della congregazione dei missionari saveriani. Ricoverato all'ospedale di Parma, la morte è sopraggiunta sabato per un'emorragia cerebrale. Nato il 14 ottobre 1943 a Mier Mares, padre Raimondo partì nel 1980 per la Repubblica Democratica del Congo, successivamente però nelle diocesi di Bukavu, Uvira, Kasongo, Goma e Kinshasa. Rientrato in Italia nel 2011, visse a Parma, dove continuò la sua attività missionaria e contatto con gli immigrati. E appunto dal 2015 coordinò la pastorale tra i migranti in collaborazione con la Commissione diocesana Migrantes a Parma. Lo scorso 3 novembre a Parma aveva celebrato il 60° anniversario di professione religiosa. I funerali del missionario bellunese si svolgeranno a Parma nei prossimi giorni. Continuiamo con la lettura del Corriere delle Alpi. A Feltre, telecamere con lettura a targhe, investimento sulla sicurezza. E siamo a Pedavena in questo caso. Sindaco Castellazza, rammarico e preoccupazione per l'ondata di furti. In accordo con i carabinieri di Feltre sarà potenziata la rete di videosorveglianza, ne scrive Roberto Curto. Le immagini di alcune telecamere che monitorano il territorio di Pedavena sono già in mano ai carabinieri che stanno indagando sul raid di furti avvenuto nella serata di venerdì nella zona di Murle, senza dimenticare quello di nemmeno un mese fa che invece aveva interessato un'altra zona del paese. Ed è il sindaco Nicola Castellazza ad annunciare il potenziamento della rete di videosorveglianza che sarà implementata con dispositivi in grado di leggere le targhe. Insomma, i recenti episodi malavitosi che hanno colpito la comunità nell'intimo della casa non lasciano indifferente il primo cittadino di Pedavena, che di concerto con le forze dell'ordine sta facendo il possibile per collaborare alle indagini. Abbiamo preso con rammarico e preoccupazione dei furti avvenuti in questi giorni nel territorio, annuncia, dice il sindaco, e appunto annuncia che verrà potenziato, sarà fatto un investimento in sicurezza e con telecamere per lettura a targhe. Un impegno e un investimento che rappresentano l'intenzione di contrastare questa anomala concentrazione di furti che Pedavena ha dovuto registrare da un mese a questa parte. Ci spostiamo ora al Gazzettino, dove imprima anche qui un articolo sulla manifestazione che si è tenuta ieri a Belluno, centinaia in piazza, stop alla violenza, dobbiamo continuare a lottare, donne e anche uomini riuniti in centro a Belluno intorno allo striscione, se toccano una rispondiamo tutte. Qui l'articolo è di Giulia Prior e appunto c'è la cronaca della manifestazione di ieri, l'abbiamo appena letto sul Corriere delle Alpi. E poi Caffè Bristot, addio all'ultimo patriarca, morto sabato notte nella sua casa di Belluno, Aldo Bristot, 93 anni, ultimo della dinastia di Torrefattori che crearono un impero. A scriverne è Daniela De Donà. Ultimo della dinastia di torrefattori bellunesi, Aldo Bristot ha chiuso gli occhi sabato notte a casa sua in via del Cansiglio a Belluno all'età di 93 anni. Socio e amministratore dell'azienda di famiglia, insieme ai fratelli maggiori Ugo e Mario, era legatissimo alla sua città. Amava le montagne che la circondavano, pure quella un poco tozza che si chiama Monteserva e che per i bellunesi è considerata palestra dell'allenamento. Escursionista, fotografo, con una caratteristica, quasi una firma, il raffinatissimo senso dell'umorismo, l'ironia sottile e rispettosa.
Era noto a Belluno il 3 maggio del 30, intorno a lui nelle ultime ore di vita, oltre all'abbraccio della moglie, Carla Mauro, c'erano due figli, Bruno, noto avvocato del Foro di Belluno, e Mauro, ingegnere, a Milano amministratore delegato di una multinazionale della graffite. E poi c'è la storia del marchio Bristotte che ha più di un secolo. Ad inventarsi nel 1919 quella che oggi chiameremo startup fu Domenico Bristotte. Aveva perso il padre a 9 anni e con la nonna se n'era andato in Germania e poi a Vienna. Là iniziò a lavorare nel campo dell'edilizia. Con lo scoppio della prima guerra mondiale tornò a Belluno e in via Psaro, a ridosso di Piazza dei Martiri, diede vita a un'intuizione: aprire una torrefazione per un caffè dall'aroma fruttato, gradevole, intenso, ma anche che non sapesse da tostato. Il resto è storia. La funerale di Aldo Bristotte si terrà mercoledì alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di Santa Stefano. Sarà occasione per salutare la moglie Carla, Bruno con Maria Giovanna, Mauro con Margherita, Claudia, Federica con Diego, Riccardo con Stella, i nipoti Tommaso, Jacopo, Manrico, Violante, Aurora, Rocco, Penelope, Sandy e Alessia. Chiamata a raccolto, migliaia rispondono. Successo per l'evento di Coltivare Condividendo che ha richiamato a Rasai un vasto pubblico. L'associazione mira al recupero della biodiversità, in crescita le persone che si scambiano sementi, ne scrive Daniele Mammani. In migliaia rispondono alla chiamata a raccolto. Nella giornata di ieri gli impianti sportivi di Rasai e di Seren del Grappa sono stati presi letteralmente d'assalto dagli amanti appassionati della coltivazione biologica e della tradizione di mettere a dimora le antiche sementi che arrivano dai nostri avi. Questa è la base dell'iniziativa che da anni è gestita e organizzata dall'associazione Coltivare Condividendo, che cura appunto da anni l'appuntamento serenese. L'associazione mira al recupero, al mantenimento e a rilanciare la biodiversità agricola per salvare le risorse genetiche e riconsegnarle ai coltivatori, garantendone la ricerca. Allo scambio delle sementi si è aggiunto anche un vasto mercatino di prodotti locali, fra i quali i moroni rappresentati dal Consorzio Tutela dei Morone e Castagno del Feltrino, con un punto vendita di prodotto cotto e crudo. Fusione degli istituti, leggiamo un'ultima notizia e poi chiudiamo la rassegna. Rivolta a Zoldo, dal sindaco di Ponte nelle Alpi Vendramini ai sindacati, tutti contro il comprensorio unico per le vallate confinanti. Il timore è che il processo sia all'inizio e che con ragionamenti soltanto numerici poi toccherà anche agli altri comuni, ne scrive Giovanni Santin. Quel che sta accadendo all'Istituto Comprensivo di Val di Zoldo è un allarme per tutta la provincia. Nel territorio c'è grande preoccupazione per le possibili conseguenze della volontà della Giunta regionale di accorpare l'Istituto Comprensivo di Zoldo e quello di Longarone. Ne sono consapevoli insegnanti, genitori e sindacati, ma le istituzioni non se ne accorgono. È il primo cittadino di Ponte nelle Alpi, Paolo Vendramini, a intervenire nel dibattito circa le sorti dell'Istituto Comprensivo di Zoldo che rischia di perdere l'autonomia, e lo fa dopo aver telefonato al suo collega Camillo De Pellegrini per esprimergli solidarietà e vicinanza. Un tema caldo su cui oggi è stato anche convocato un consiglio comunale straordinario nel municipio di Forno alle 18:30. E con questo articolo chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Vi aspettiamo puntuali domattina sulle frequenze di Radio Piave e poi sulla pagina Facebook e canale YouTube dell'Amico del Popolo. Grazie a tutti, buon inizio settimana e a prestissimo.